Grazie Presidente per annunciare la mia astensione perché quest'ordine del giorno così importante, per come è stato impostato, diciamo che non mi sembra molto credibile. Ho la preoccupazione che si rischi di imbalsamare il dibattito su grandi temi per poi non fare assolutamente nulla. Ho notato la debolezza e titubanze anche quando si riconosce conclusa una stagione importante dell'autonomia della Sardegna. Io dico che dobbiamo essere più coraggiosi e dichiarare apertamente, come abbiamo detto in tante occasioni nel corso del grande dibattito di questi ultimi tempi, che i 60 anni di autonomia purtroppo sono falliti miseramente perché non hanno portato il popolo sardo ad un'attuazione reale e compiuta dei principi dello Statuto del 48. Quindi dobbiamo essere più coraggiosi e dirlo. Così pure quando si parla di pervenire al superamento e ampliamento delle competenze autonomistiche che rendono la Sardegna speciale. Non mi piace neanche questo perché la Sardegna è qualcosa in più, cioè non è solo speciale, è una regione autonoma a statuto speciale e dobbiamo scriverlo. E aggiungo pure che rivendica la propria sovranità sia come popolo sia come territorio nazionale. Questo è un dato molto importante anche ai fini della proposta di insediare nel nostro territorio le centrali nucleari, per cui ribadisco il concetto dell'aspirazione ad una sovranità avanzata e all'autodeterminazione. In questo momento storico, cioè, è più che mai importante la chiarezza anche nei termini, quindi anche nel ribadire la nostra diversità e l'irrinunciabilità allo statuto speciale della nostra regione. Questo anche alla luce delle ambizioni del Ministro Brunetta, che intende far piazza pulita delle regioni a statuto speciale. Per cui è un ordine del giorno che mi sembra un po' debole. Questo non vorrei che fosse di cattivo auspicio. Dico che non dobbiamo avere titubanze e ribadire il concetto di nazione sarda e di sovranità in termini più forti, anche perché questa volontà in aula è emersa. Grazie. Grazie Presidente per esprimere chiaramente il voto contro e di certo non per il principio, ma proprio perché io sono d'accordo con il principio e sono un indipendentista, mi trovo nella condizione di votare contro questa proposta che trovo demagogica e fra l'altro in antitesi con l'azione repressiva e coloniale, direi, portata avanti dalla coalizione di cui l'onorevole Maninchedda fa parte. Per cui quando si parla di indipendentismo si parla chiaramente di rottura di tutte quelle dinamiche politiche ed economiche che ci legano allo Stato italiano, per cui noi non possiamo sostenere la rottura di queste dinamiche e contemporaneamente con l'alzatina di mano o con le opere appoggiare quelle iniziative, quindi è in forte contraddizione. Fra l'altro il diritto all'indipendenza è legato anche, cioè un diritto assolutamente naturale di un popolo e non perché uno Stato può averci maltrattato, è diritto naturale. Apprendo in questo momento, Presidente Lombardo, che è stato considerato ritirato fra l'altro l'ordine del giorno proprio sull'indipendentismo, di cui io risulto prima firmataria. Io non ho mai sentito in nessuna situazione l'annuncio da parte sua con il quale lo riteneva ritirato. Fra l'altro colgo anche l'occasione di ringraziare tutti i consiglieri regionali che hanno appoggiato questa mia proposta solo in nome della democrazia, per consentirmi, proprio per un problema di diritto democratico, a depositare l'ordine del giorno, pur non essendolo, quindi onore ai consiglieri che, non essendo indipendentisti, mi hanno consentito di depositarla. Grazie.